a Benevento Brescia, Mauro Carafa. Il Benevento punta alla quinta vittoria consecutiva, il Brescia deve risollevarsi dopo il KO di Ferrara. Baroni deve rinunciare a Sissé, ma recupera in difesa Lopez dopo la squalifica e si gioca la carta Jakimowski al posto di Giampi. Brocchi ha nuovamente a disposizione Morosini, che però parte dalla panchina. Le rondinelle devono sconfiggere il Mar di trasferta. Nelle ultime 17 partite fuori casa hanno subito 13 sconfitte. Il Benevento gioca con Cragno tra i pali, in difesa Venuti, Lucioni, Padella e Lopez, a centrocampo Melara, Cipsà, Falco e Jakimowski, in avanti Ciciretti e Di Falco, dietro la punta Ceravolo. Risponde il Brescia con Minelli in porta, in difesa Untersi, Somma, Calabresi e Rossi, a centrocampo Crociata, Bisoli, Pinzi e Sbrissa, in attacco Andrea Caracciolo e Torregrossa. Arbitra Saia di Palermo di fronte a 5.000 spettatori. Non ci sono tifosi delle rondinelle, a cui è stata vietata la vendita dei biglietti dopo le criticità di Spal Brescia. Terreno in buone condizioni, nuvoloni neri ma finora innocui. A te la linea. Siamo quasi al sesto qui al Vigorito, attacca il Benevento sulla sinistra. Il risultato è Benevento 0, Brescia 0. Ceravolo viene fermato, la palla finisce in fallo laterale. C'è stata già un'occasione per la squadra di casa. Al quarto Ciciretti ha messo in azione Falco, che dal limite dell'area ha tentato un tiro a girante, ma la traiettoria è stata debole e Minelli ha parato senza difficoltà. Diciamo subito che Ciciretti si è messo subito in luce, è lui l'altro convocato, mentre c'è un cross al centro ed è Gibsa che sulla linea riesce quasi a mettere la palla in rete. L'arbitro interviene subito, fallo sul portiere. Cipsa era stato servito molto bene dalla sinistra da un cross e c'è stata una mischia. Il giocatore è riuscito ad arrivare quasi sulla linea di porta per mettere la palla in rete, non ci è riuscito, calcio di punizione. Dunque siamo al settimo minuto, Benevento 0, Brescia 0, linea Terni. A Benevento siamo giunti all'11° minuto, il risultato è Benevento 0, Brescia 0. C'è stato un fallo molto duro ai danni di un giocatore del Benevento, esattamente Lucioni, ed è stato ammonito, mi sembra il numero adesso tra poco vi serviremo a essere più precisi. Un giocatore del Brescia comunque è stato ammonito, è Crociata, Giovanni Crociata, che è intervenuto da dietro e ha colpito il giocatore del Benevento che era quasi sulla linea di centrocampo. Un Benevento molto deciso, al sesto ha avuto un'occasione che abbiamo detto in cronaca diretta, un cross di Falco. Cibsa è intervenuto tra due giocatori bresciani, Minelli ha conquistato il pallone sulla linea di porta dando l'illusione del gol, ma il centrocampista ghanese ha commesso fallo. Cibsa, che ha determinato la vittoria di domenica scorsa contro il Cittadella, appunto qui al Ciro Vigorito. C'è stato un altro fallo, questa volta sulla sinistra da parte di Andrea Rossi ai danni di Ciciretti. Calcio di punizione a favore del Benevento e Falco sul pallone batterà in questo momento, anche se si perde un po' di tempo. Vediamo pronto a ricevere De Falco, che è sulla sua sinistra. Vediamo chi della squadra di Baroni manderà il pallone al centro, mentre è pronto sia Ceravolo, lo stesso Cipsa, che ha segnato già 2 gol quest'anno, abbiamo detto proprio 7 giorni fa. Sono giocatori determinanti per il Benevento, dal limite dell'area potrebbero recuperare la rispinta. Con le seconde palle il Benevento ha segnato alcuni gol importanti. Vediamo che in questo momento parte il tiro di Falco di sinistro al centro, il colpo di testa e la palla viene parata da Minelli ed è stato proprio Lucioni a colpire di testa e a impegnare il portiere del Brescia. Siamo giunti al 13°, Benevento 0, Brescia 0. A Benevento il risultato è ancora Benevento 0, Brescia 0, ma decisamente c'è molto Benevento in questo primo quarto d'ora. Ancora 2 occasioni gol per la squadra di Baroni in pochi minuti. Al 14° un tiro insidioso di Ciciretti deviato in angolo e poi dall'angolo ancora Lucioni, come era accaduto 2 minuti prima, di testa ha insidiato la porta di Minelli, che al 16° si è difeso molto bene da un tiro fortissimo di Gibsa con la difesa bresciana, che ha rimediato in angolo. Poi c'è stato anche una piccola protesta per un presunto fallo di mano di Calabresi, che però a mio avviso in area ha appoggiato di petto il pallone dietro al portiere Minelli senza colpire di mano come volevano i tifosi della curva sud del Benevento. Attacca ancora il Benevento, colpo di testa di difesa del Brescia decisamente in imbarazzo di fronte alla mobilità di Ciciretti e Falco a destra e di Jakimowski sulla sinistra. Ancora Ciciretti che cerca di seminare gli avversari, il pallone sulla destra, il cross al centro ed è il colpo di testa di Calabresi, ma c'è il offside, c'è il fuorigioco. C'era stata un'altra occasione molto veloce del Benevento sulla destra, nulla di fatto per un fuorigioco che era venuto sulla destra da parte di Venuti. Dunque nulla di fatto, siamo giunti allo 0-0 al 18° minuto, la linea Terni. Al Vigorito abbiamo da poco superato la mezz'ora del primo tempo, il risultato è Benevento 0, Brescia 0. Soffre il Brescia, ma finora ha retto. Il Benevento ha un po' allentato la presa, anche se poco fa al 21°, mentre c'è un altro scontro durissimo a centrocampo. Vediamo cosa accade
accade. Saia pronto il cartellino rosso per un giocatore del Brescia, dovrebbe essere il primo ammonito proprio Crociata, e si alza, invece no, è Sbrissa che era stato ammonito subito dopo Crociata. Dunque Brescia in 10 dopo 31 minuti del primo tempo. Potrebbe essere la svolta di una partita che finora la squadra di Brocchi ha interpretato in chiave difensiva, non è riuscito mai a mettere in azione Andrea Caracciolo e Torregrossa, che sono molto isolati in avanti, e poco fa al 28esimo il Benevento ha avuto un'altra occasione ancora con lo smanioso Ciciretti, un tentativo di destro quasi con la punta dello scarpino che Minelli ha sventato con un tuffo sulla sua sinistra in angolo. Esce dunque Sbrissa. Brescia in 10 uomini, risultato Benevento 0, Brescia 0 al 31esimo, linea Terni. Mentre siamo entrati nel 35esimo. Attenzione, Benevento in vantaggio con Cipsa, siamo giunti al 35esimo, Benevento 1, Brescia 0, linea Verna. Grazie Carafa. Al Vigorito siamo al 36esimo minuto, ribadisco il risultato: Benevento 1, Brescia 0, grazie alla rete di Cipsa poco fa, mentre in attacco il Brescia risponde con Bisoli sulla sinistra, attaccato da Lopez, calcio d'angolo. È un Brescia che non aveva risposto male alla disavventura dell'espulsione di Sbrissa al 31esimo, ed ora vediamo che invece c'è pronto il cross al centro per il colpo di testa alto da parte di Torregrossa. Dicevo, un Brescia che non aveva risposto male, anzi al 34esimo aveva protestato, era stato in particolare Caracciolo a protestare, l'Airone forse era stato abbracciato in aria da un avversario, chiedeva il calcio di rigore ma rischiava soprattutto la munizione da parte di Saia. Poco dopo al 35esimo il cross di Falco dalla destra e il colpo di testa in tuffo di Cipsa, nessuno scampo per il portiere Minelli, che non era ben protetto e non è neanche uscito nell'occasione. Dunque terzo gol stagionale per il Ghanese e Benevento in vantaggio, diciamo meritatamente, con un Brescia in 10 uomini che si difende ancora da questo attacco di Ciciretti. Provava a imbucare Ceravolo, nulla di fatto, attacca ancora ma Pinzi viene fermato in azione difensiva. Pinzi stava cercando di rilanciare la sua azione, c'è stato un fallo di Falco. Nulla dunque di nuovo dopo il gol dell'1-0 di Cipsa al 35esimo. Siamo giunti al 37esimo, Benevento 1, Brescia 0, linea Terni. Al Vigorito siamo nel secondo minuto, il recupero dei due concessi da Saia, ma c'è una novità: il Brescia in 9 uomini per l'espulsione di Torregrossa, che è stato mandato fuori dall'arbitro al 43esimo per un fallo su Lucioni che cercava di recuperare un pallone vagante al limite dell'area. Molto severo Saia, che ha mandato dunque negli spogliatoi anzitempo il giocatore e ha lasciato il Brescia in 9, Brescia che ha poi subito 2 palle gol. Al 45esimo Falco sulla susseguente calcio di punizione ha impegnato Minelli in una difficile parata e poi Lopez ha spedito di sinistro fuori di poco dall'azione susseguente a questo episodio da calcio d'angolo. Il Benevento dunque 1-0 in vantaggio addirittura di 2 uomini. Si gioca gli ultimi secondi di questo primo tempo, siamo al 47esimo, Benevento 1, Brescia 0. In questo momento Saia fischia la fine del primo tempo, la linea Terni. Al Vigorito siamo al 7° minuto della ripresa, Benevento 1, Brescia 0. Benevento che ha avuto un'altra occasione al quinto, un tentativo dai 20 metri di Falco fuori di poco sulla sinistra di Minelli, e Brocchi ovviamente ha dovuto impostare con 9 uomini un 3-4-1 che in fase di ripiegamento difensivo diventa un 5-2-1 con Minelli in porta, in difesa Untersi, Somma, Calabresi, Rossi e Fontanesi che è appena entrato, a centrocampo solo Bisoli e Pinzi davanti alla difesa e Andrea Caracciolo unico attaccante. Ovviamente soffre il Brescia ma si difende con ordine, attacca il Benevento sulla sinistra col solito Ciciretti, scivola sulla destra Falco, il cross al centro, il colpo di testa di Ceravolo mancato, poi tenta anche un altro giocatore, Falco, il tiro a sinistra finisce fuori e dunque rimane l'1-0 per il Benevento dopo 8 minuti di gioco. Benevento 1, Brescia 0, linea Terni. Il pallone, l'estremo difensore della famiglia. Raddoppio di Falco, siamo giunti al 33esimo della ripresa, Benevento 2, Brescia 0, te la linea Corsini. Al Vigorito siamo quasi al 35esimo della ripresa, 10 minuti al termine, con risultato in cassaforte per il Benevento che è in vantaggio per 2-0. Poco fa un Falco molto ispirato dal limite dell'area, tiro preciso a giro che ha colto l'angolino basso alla sinistra di Minelli che non poteva farci assolutamente nulla. Un Benevento che ovviamente di fronte a un Brescia in 9 ha avuto vita facile in questa ripresa, non ha subito nessun attacco in contropiede, non c'è stata l'opportunità per la squadra di Brocchi e il Benevento ha aspettato anche troppo per chiuderla questa partita. Al Vigorito al 44esimo, sempre Benevento 2, Brescia 0, Fontanesi ha messo in angolo, cantano i tifosi del Benevento che vedono avvicinarsi la quarta vittoria consecutiva. Al 42esimo è uscito Rossi ed è entrato Camarà per il Brescia che si difende ancora da questo attacco, colpo di testa e la palla in gol.
ha segnato il numero 24 Puskas, il centravanti è entrato nella ripresa giusto al 44esimo. Dunque Benevento 3, Brescia 0, la linea va a Terni. Chievo in vantaggio sul quarto gol del Benevento, forse si tratta di autogol, comunque 4-0 e siamo in pieno recupero, a te la linea. Siamo al 48esimo, l'arbitro prolunga l'agonia del Brescia che è sotto di 4 gol, l'ultimo gol su un cross dalla destra, c'è stato un intervento di Calabresi in scivolata, il difensore ha messo la palla alle spalle di Minelli, il Brescia ovviamente in 9 uomini per tutta la ripresa è crollato dopo aver resistito almeno un'ora. Dobbiamo ora sottolineare il fallo di Cipisà a posto al centrocampo ai danni di Bisoli, ma ripetiamo siamo in pieno recupero, 4-0 per il Benevento, la linea Terni. Da Cepitelli che recupera il pallone. Zennaro, finale da Benevento 4, Brescia 0, a te la linea.